E parliamo ancora di sport. Il Treviso fa tutto con le proprie mani, sbaglia un rigore, prende due pali e subisce due gol negli unici due tiri in porta della Mantova. Vediamo. Il Treviso fa tutto da solo, sbaglia un rigore, prende due pali e subisce due gol negli unici due tiri in porta del Mantova. A tutto questo si sommano anche due gol annullati. Ci pensa Ferretti a chiudere la partita sul 2-1 per gli ospiti. Giornata storta per la squadra di mister Zanin, che comunque mantiene il primato in classifica, raggiunta dal Casale, prossima avversaria nel turno infrasettimanale di mercoledì. Parte meglio il Mantova, che va in vantaggio già al quinto minuto, tiro cross di Colonnetti da fuori area che tradisce Sartorello. Si fanno vedere i biancocelesti al 13° con Perna che sfiora il palo. Al 19° occasione del Treviso, Madiotto vuole fare tutto da solo in area, la palla finisce a Maracchi che la manda sul palo interno ed esce. Poi ancora Maracchi su tacco di Madiotto e il portiere manda in angolo. Al 44° Ferretti è atterrato in area da Zaninelli, calcio di rigore, batte Perna e Bellodi para. Dopo 2 minuti da ritorno in campo, traversone di Colonnetti e testa di Franchi per il raddoppio del Mantova. Al 49° primo episodio dubbio, palla a Malacarne e gol annullato ai biancocelesti per fuorigioco. Dopo 5 minuti Perna segna un gran gol da dentro l'area ma viene annullato per fallo sul difensore. Allo scadere incursione di Gallon, palla al centro e Ferretti segna il 7° gol stagionale. Chiaro che il Treviso anche nelle giornate no deve tirar fuori non dico i denti ma qualcos'altro, perché il secondo tempo potevamo anche sul 2-0 riprendere il risultato. Ecco, forse nel secondo tempo c'è stata una reazione un po' blanda del Treviso. Sì, il 2-0 subito all'inizio del secondo tempo ha tagliato un po' le gambe, però chiaramente il Treviso deve, come dicevo, deve essere consapevole della propria forza e non deve avere paura di nessuno.